Vedete bene, quando è stata proposta l'opera, intorno al 2018, adesso la data non mi ricordo, si parlava di 30 milioni. Nel 22 si parlava di 48 milioni, poi negli anni successivi si è arrivati a 62, stiamo parlando sempre di 3 anni fa. Nel 2025 è chiaro che sapete benissimo quando andate a fare la spesa come sono aumentati i costi e quindi chiaramente anche i costi di della cabinovia non corrispondono alla manovra, diciamo, comunale che verrà fatta, perché non vanno a coprire gli effettivi costi solo, e ripeto, solo dell'impianto, perché non stiamo parlando delle cabine, non stiamo parlando dei parcheggi, non stiamo parlando, insomma, diciamocela, io facendo i conti un pochino così alla buona, 100 milioni sono la cifra che il comune dovrà collarsi se le cose vanno male e lo dovrà fare alle spese di sicurezza nelle scuole, ristrutturazione, manutenzione nelle scuole, manutenzione dei marciapiedi, palestre, eccetera, eccetera, e lo sta già facendo con queste delibere.